Casarza Ligure unita e compatta per fermare la chiusura del polo produttivo dell'Astore. Ha approvato un ordine del giorno in Consiglio Comunale per coinvolgere istituzioni e politica. Ultime verifiche a Rapallo prima del trasferimento provvisorio dei taxi da Piazza Molfino a Piazza delle Nazioni, installata la casetta con il telefono. Riapre domenica prossima la stagione della caccia, respinte le richieste di rinvio da parte delle associazioni ambientaliste. 3.000 le doppiette in attività per l'ambito del Levante. Aprirsi, ascoltare, vivere. 3 spunti di riflessione sottolineati nella festa di Nostra Signora del Ponte a Lavagna. Sull'esempio di Maria l'invito di Don Federico Tavella all'accoglienza e all'incontro. Nel cammino verso la festa della Santa Croce, la fiera dei perdoni e perdonetti a San Salvatore di Cogorno. La rassegna, che ha origini medievali, ha premiato i migliori olivicoltori della zona. Buonasera ai telespettatori di TG oggi. Temi del lavoro in apertura nella nostra seconda edizione del TG. Non si ferma l'impegno del comune di Casarza Ligure e dei sindacati per evitare la chiusura del polo produttivo in Val Petronio della Astore e il trasferimento a casella dei 45 lavoratori attualmente impegnati nello stabilimento di via Tangoni. All'unanimità il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno per coinvolgere in questa battaglia le istituzioni e la politica. Vediamo. Non si ferma la mobilitazione della Val Petronio per cercare di fermare la chiusura della sede distaccata della Astore, azienda di proprietà della holding Aliaxis SPA, che ha manifestato l'intenzione di stoppare la produzione nello stabilimento di via Tangoni e trasferire i 45 lavoratori nella sede di Casella. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui si chiede all'azienda di tornare sui propri passi e di impegnarsi a coinvolgere tutti i soggetti politico-istituzionali per muoversi in tal senso. Il trasferimento sarebbe un grave danno non soltanto alle tante famiglie che dovrebbero fare circa 150 km al giorno perdendo gran parte della propria qualità della vita lavorativa, ma soprattutto sarebbe un duro colpo per i comprensori e per l'economia anche del mio comune. Per cui lotteremo al fianco degli operai affinché l'azienda riveda questa sua decisione e faccia restare l'Astore, che produce, dà lavoro ed è un fiero all'occhiello anche per il nostro comune qui a Casarza Ligure. Uno spostamento che per il polo produttivo di Casarza Ligure risulta ancora di più inspiegabile alla luce degli utili prodotti negli ultimi anni. L'azienda va più che bene e questo grazie anche all'impegno dei suoi lavoratori che di fatto con il trasferimento sarebbero costretti a scegliere tra fare tutti i giorni un viaggio molto impegnativo di oltre 140 km tra andata e ritorno per raggiungere la nuova sede di lavoro oppure il licenziamento. Andare a oltre 70 km di distanza da casa significa, per chi, faccio un esempio molto semplice, fare il turno dalle 6 alle 2 significa alzarsi alle 3:30 del mattino per arrivare alle 3 del pomeriggio. Io credo che sia improponibile umanamente per le famiglie e per i lavoratori supportare una vita del genere. C'è anche disponibilità da parte della proprietà dell'immobile in cui lavora l'azienda di arrivare ad un'intesa per eventualmente ridurre anche i costi. Esattamente, se l'azienda deve investire circa, facendo due conti, 1 milione di euro per trasferire i lavoratori, noi pensiamo che forse è meglio trattare qualche migliaia di euro per migliorare e abbassare il costo dell'affitto. Ci sono tutte le disponibilità, si può trovare una soluzione. E anche il Consiglio regionale nella seduta di oggi ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consigliari che impegna il Presidente e la Giunta regionale a intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune e necessarie al fine di scongiurare lo spostamento a Casella del sito produttivo della Astore ubicato nel comune di Casarza Ligure. Con la cronaca restiamo sul genovese, operazione antidroga dei finanzieri del Comando Provinciale di Genova che hanno arrestato 3 soggetti stranieri dimoranti a Genova per traffico di sostanze stupefacenti, notizia che leggiamo anche sul nostro sito teleradiopACE.com. 2 arrestati di 25 e 35 anni sono indagati per aver acquistato in più occasioni stupefacente destinato alla successiva vendita. Entrambi sono stati associati in carcere dove uno dei 2 già si trovava per un'altra causa. Il terzo arrestato, 31enne, è agli arresti domiciliari per aver partecipato all'importazione di 800 grammi di cocaina intrisa in fogli di carta spediti via posta dall'Ecuador con un servizio postale privato di Genova. Nell'ambito dell'operazione sono stati anche arrestati in flagranza di reato 5 responsabili e denunciati a piede libero 9 soggetti. Sono stati sequestrati
1161 grammi di hashish, 1368 di marijuana, 424 grammi di eroina, 823 di cocaina, più 22 piante di cannabis e una serra indoor per la coltivazione delle stesse a Genova Cornigliano. E 4 cittadini stranieri di età compresa tra i 27 e i 38 anni sono stati denunciati per rapina aggravata e lesioni personali in concorso dai carabinieri di Santa Margherita Ligure. I 4, tutti membri di un equipaggio di uno yacht battente bandiera maltese, la scorsa notte per futili motivi hanno aggredito con calci e pugni un uomo di 50 anni genovese residente a Santa Margherita Ligure ma originario della California. Dopo averlo immobilizzato gli hanno sottratto il cellulare e il portafogli contenente circa $2.200 e circa 350 euro, nonché varie carte di credito, dandosi poi alla fuga. Una volta soccorsa, la vittima della rapina è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. E ieri mattina, invece, a Sesti Levante, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero 48enne con precedenti di polizia. L'uomo, poche ore prima, aveva cercato di ottenere un passaggio da un motociclista. Di fronte al suo rifiuto, ha cercato di salire comunque in sella, facendo cadere il guidatore dal mezzo. Andiamo a Rapallo adesso per parlare di lavori pubblici. Prenderà il via lunedì prossimo il cantiere per il rifacimento di Piazza Molfino, la piazza antistante la stazione ferroviaria, che verrà ripavimentata, pedonalizzata e abbellita con una nuova fontana donata dall'artista sammargheritese Massimo Meda. Per permettere l'esecuzione dell'intervento, del costo di 500.000 euro, sarà necessario spostare l'area di sosta dei taxi cittadini che saranno ospitati temporaneamente in Piazza delle Nazioni. Vediamo. Al via anche lo spostamento temporaneo dei taxi in Piazza delle Nazioni. Come verrà gestito questo periodo di transizione? Ma come ho già detto diverse volte, Rapallo sta vivendo un periodo molto particolare, un periodo di fortissimo cambiamento. Di conseguenza un nostro obiettivo importante era quella della riqualificazione della stazione, dove partiranno i lavori la settimana prossima. Naturalmente, partendo i lavori, altri lavoratori che frequentano la piazza tutti i giorni sono i tassisti, che devono essere tutelati e rispettati al massimo. In maniera provvisoria si sono spostati in Piazza Molfino, dove parte naturalmente è provvisoria, questa parte dove stiamo facendo ancora degli studi insieme a loro per vedere appunto di non creare troppo disagio né ai tassisti né al mondo del commercio. Nel frattempo il futuro naturalmente prevederà, come avevamo illustrato nel progetto, una fila di taxi davanti alla stazione con un accesso molto più immediato ancora di quello di adesso, dei taxi posizionati qua e poi una riqualificazione e una rivisitazione di tutta la situazione dei taxi nella nostra città, perché ci giochiamo la partita con i taxi davanti alla stazione, ce la giochiamo qui, ce la giochiamo davanti in via Milite Ignoto e non solo, anche in altri posti dove naturalmente sono utili ai tassisti ma sono utili soprattutto alla cittadinanza. Abbiamo da fare anche una rivisitazione in via Mameli e da rivedere diverse posizioni. Inizia per i tassisti di Rapallo un periodo di disagio ma provvisorio in vista di una riqualificazione della piazza che sarà a vantaggio di tutta la categoria, non solo di Rapallo. Sì, ci sarà la riqualificazione di Piazza Molfino, temporaneamente saremo posizionati qua in Piazza delle Nazioni. Quale sarà la sistemazione finale al termine dei lavori? Finale stiamo lavorando, dobbiamo ancora trovare un compromesso giusto, equo, da entrambe le parti. I taxi ritorneranno comunque ad affacciarsi all'uscita della stazione? Penso proprio di sì, perché è proprio l'utenza che lo richiede, non siamo noi, che come ogni stazione che c'è in Italia il taxi è davanti alla stazione. E hanno avuto inizio oggi i lavori per l'installazione delle barriere fonoassorbenti sul tratto autostradale che costeggia il quartiere della Lavagnina, siamo a Sestri Levante. La posa della cartellonistica e la realizzazione della cantierizzazione delle aree di intervento sono state le prime azioni messe in atto, che proseguiranno con l'installazione delle barriere stradali su entrambe le careggiate nord e sud del viadotto Petronio per una lunghezza di 600 metri. I lavori avranno luogo sia in orario diurno che notturno, a eccezione delle lavorazioni potenzialmente più rumorose. Le opere termineranno entro l'aprile del 2019 e prevedono nel dettaglio la rimozione dei New Jersey metallici esistenti, la demolizione del cordolo per proseguire poi con l'esecuzione dei fori, la predisposizione dei ferri d'armatura e la realizzazione del nuovo cordolo e infine la realizzazione dei fori e chiudersi quindi con la posa delle barriere antirumore.
Ancora la cronaca, sono 6 le mucche morte per soffocamento da fumo questo pomeriggio a Rossi di Lumarzo. Per cause in via di accertamento le fiamme di un incendio si sono sprigionate da alcune balle di fieno che si trovavano nelle vicinanze della stalla nella quale si trovavano gli animali. A dare l'allarme il proprietario. Sul posto sono arrivate 3 squadre dei vigili del fuoco da Chiavari e 2 da Genova che hanno lavorato per spegnere il rogo. Purtroppo però il fumo ha provocato la morte di 6 esemplari. 2 mucche invece, una madre con il suo vitellino, sono riuscite ad essere portate in salvo. La struttura nella quale erano ricoverati gli animali non ha subito danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Tradizione e cultura. La caccia al cinghiale e non solo è un tema molto sentito nel Levante ligure. La terza domenica del mese, come da consuetudine, i cacciatori possono riprendere la loro attività non senza discussioni da parte delle associazioni ambientaliste. Facciamo il punto. Riparte domenica prossima, come da tradizione, la stagione della caccia nel territorio del Levante ligure, in particolare la caccia al cinghiale. La data di inizio, su cui si è a lungo discusso in questo periodo, è stata confermata proprio questa mattina da Luigi Tiscornia, presidente dell'ATC, ambito territoriale Caccia Genova 2. Proprio stamattina ho ricevuto da poco la notizia che al TAR è stata rinviata l'udienza al 19. Quindi domenica, come da calendario venatorio, ci sarà l'apertura della stagione venatoria in attesa appunto dell'udienza che ci sarà il 19. Le discussioni sollevate dalle associazioni ambientaliste come l'AC, LAV, WWF e EMPA vertevano sulla posticipazione del calendario venatorio e sulla sospensione della caccia al cinghiale. I cinghiali sono, fra virgolette, un problema per diverse categorie umane e quindi si cercava di cacciando di diminuire questa pressione sul territorio, specie ora in questi momenti dove da mangiare c'è poco. Era una delle materie, degli argomenti su cui era stata chiesta la sospensiva. La caccia al cinghiale in particolare è sotto i riflettori perché i cinghiali negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, sono aumentati anche nelle zone, diciamo, cittadine. Ma sì, i cinghiali sono animali opportunisti, sono animali intelligenti, quindi se io al mese di agosto devo stare in cima a un monte in mezzo alle pietre, che non c'è niente, o stare vicino a un coltivo, vicino a una casa, vicino a un cassonetto dove trovo cosa da mangiare, evidentemente vado lì. Poi quando invece cominciano a cadere le castagne eccetera, è molto più difficile trovare i cinghiali vicino agli abitati, ma vanno a cercarsi da mangiare. La caccia è un'attività molto sentita nel nostro territorio, oltre 3.000 i cacciatori attualmente iscritti e sono ancora in crescita grazie alla novità introdotta a partire da quest'anno, l'esenzione delle tasse per chi ha appena preso il porto d'armi. E dell'abolizione delle aree contigue del Parco dell'Aveto, decisione presa dalla Regione per permettere la caccia al cinghiale in queste zone, si è parlato questa mattina in Consiglio regionale con un'interrogazione presentata dal consigliere Luca Garibaldi. Per l'assessore Main ci sono parchi di Serie A e parchi di Serie B e il Parco dell'Aveto purtroppo, visti gli ultimi provvedimenti firmati dalla Giunta Toti, fa parte di quest'ultima categoria, ha commentato l'esponente del PD, secondo il quale la Regione avrebbe fatto meglio sulla scia di quanto fatto per l'area protetta di Portofino, disciplinare in forma sperimentale una sospensione dell'efficacia delle limitazioni all'attività venatoria, al fine di consentire di intervenire sull'incremento della presenza dei cinghiali nelle zone che risultano più soggette a questo fenomeno. Con questa decisione, invece, la conclusione di Garibaldi, si mettono a rischio gli investimenti futuri per alcuni tra i principali rifugi sui quali il Parco dell'Aveto ha programmato azioni di recupero come la Malga di Perlezzi, Malga Zanoni e il rifugio di Prato Mollo. E restiamo nel genovese per un aggiornamento sulle inchieste per il crollo del ponte Morandi. Andiamo a leggerla sul sito di ANSA Liguria. La procura di Genova ha acquisito un nuovo video di un'azienda che riprende il momento del crollo del ponte Morandi. Le immagini sono al vaglio degli investigatori che le stanno confrontando con le testimonianze di quanti erano sul viadotto la mattina del 14 agosto sono riusciti a salvarsi, e l'altro video della Ferrometal già in mano ai magistrati.
Torniamo nel Tigullio, apriamo la pagina diocesana. Nel quartiere di Nostra Signora del Ponte a Lavagna è stata celebrata la festa del titolare della parrocchia, apposta ad un crocevia tra 3 comuni, Lavagna, Chiavari e Cogorno, lega al Ponte la propria vocazione di luogo d'incontro e di accoglienza. Su questi 3 spunti nel giorno della festa si è incentrata la riflessione di Don Federico Tavella. Sentiamo. Nell'ambito delle celebrazioni mariane a Lavagna, la festa della Madonna del Ponte dà uno spunto particolare e unico per la riflessione. Il primo ponte tra il cielo e la terra è Gesù e Maria rappresenta l'arca di questa nuova alleanza. Ma il ponte è da sempre simbolo dell'esperienza di incontro, mettendo insieme realtà diverse, favorendo l'apertura e l'accoglienza. Su questi spunti si è basata la riflessione proposta da Don Federico Tavella nel giorno della festa. 3 i verbi indicati dal sacerdote come vie di approfondimento: aprirsi, ascoltare, vivere. L'esperienza autentica di vita cristiana sia proprio come Maria dentro un'apertura al mistero di Dio, cioè Maria che dà fiducia al mistero di Dio, Maria che ha ascoltato, perché l'ascolto è la base di ogni progetto, di ogni novità, e soprattutto è anche l'intuizione che c'è una vita interiore che si deve radicare dentro di noi. E poi l'altra parola importante è vivere, perché se il mistero di Dio non entra nella vita rimane sterile, si perde, e noi non abbiamo la possibilità di comprenderlo, perché soltanto vivendo uno comprende il significato vero. La comunità di Nostra Signora del Ponte quest'anno ha vissuto la ricorrenza per la prima volta con il nuovo parroco Don Stefano Libini. Un gruppo di volontari si adopera per organizzare i vari momenti della festa. Sì, la festa è molto sentita, molto partecipata, noi la nostra Madonna vogliamo molto bene, la nostra Chiesa noi l'amiamo, cerchiamo di tenerla al meglio possibile, cerchiamo di fare il nostro meglio. Nel cuore dei lavagnesi, ma in particolare degli abitanti di questa porzione di territorio periferico al confine con Cogorno e Chiavari, le celebrazioni rappresentano un momento importante nell'anno. Celebrare la festa della Madonna del Ponte voglia dire essere persone che credono e si rimotivano nel fatto che la nostra identità non è soltanto legata a noi, ma è legata dentro un'esperienza di accoglienza. E sappiamo oggi come questa accoglienza oggi è vista con diffidenza. Invece dare fiducia che l'accoglienza diventa un modo per realizzare pienamente quello che noi siamo. Slitta di una settimana all'inizio del corso di aggiornamento per insegnanti di religione organizzato dall'ufficio scuola della diocesi di Chiavari. Il primo incontro sarà così venerdì 21 settembre anziché venerdì 14. Si terrà sempre in Casa Marchesani a Chiavari con inizio alle 17. Interverrà Agnese Varsalona che parlerà sul tema Dire Dio oggi all'interno delle sfide e delle sensibilità dell'uomo contemporaneo. Ricordiamo che il corso è stato riconosciuto dall'ufficio scolastico della Regione Liguria. Il filo conduttore degli incontri sarà la regola di San Benedetto: ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo cuore. Ripristinata nel 2001, la Fiera dei Perdoni e Perdonetti a San Salvatore di Cogorno ha avuto anche quest'anno un seguito di partecipanti e visitatori. L'evento, che ha origini nel Medioevo, si propone come oggi con una veste rinnovata e cambiata, mantenendo sempre vivo il ricordo delle attività del territorio. Vediamo. Nata nel XIII secolo come rassegna di prodotti dei commercianti e contadini del luogo, la Fiera dei Perdoni e dei Perdonetti è stata ripristinata nel 2001 dal comune di Cogorno e si pone nel solco della tradizione senza tralasciare gli elementi di novità. La fiera, legata alla festa dell'esaltazione della Santa Croce, si apre con le pubbliche grida e la sfilata degli sbandieratori. Oggi il tessuto economico e sociale del territorio è molto cambiato. La produzione agricola che ancora resiste è quella dell'olivo. I nostri oliveti sono da mantenere, da curare, quindi noi premiamo a volte chi ha voglia di essere anche un po' ringraziato, gratificato di partecipare e di avere questi oliveti che sono un po' l'orgoglio della nostra collina. Sicuramente è da trasmettere ai giovani e questo è un problema che non è facile da far capire. A volte la passione non va a braccetto con la ragione e quindi bisogna capire.
In concomitanza con la manifestazione vengono premiati gli olivicoltori insigniti di un riconoscimento nell'ambito del concorso per il miglior uliveto organizzato a Levi. 3 i vincitori con un primo posto e 2 secondi ex aequo ed una rappresentatività territoriale che copre gran parte delle frazioni collinari: Cogorno, Breccanecca, Costa. A tante olive. 200, 250, 200. E ci dedica tanto tempo? Ci vuole tanto tempo, sì. La potatura, dalla polizia, insomma, tantissimo tempo. La maggioranza del lavoro lo fa mio padre, mia madre, a livello amatoriale. Naturalmente cercheremo un giorno di avere maggiore collaborazione e niente, adesso andiamo avanti, cerchiamo di mantenere sempre come è stato mantenuto. Se ti metti dietro è come a curare un bambino, ti devi stare dietro tutto l'anno perché se molli perdi tutto. Perciò ci vuole costanza e passione, portare avanti, anche è una soddisfazione, in quanto al guadagno. Tappa nelle Cinque Terre dell'iniziativa Mangia Trekking, che propone l'alpinismo lento e la conoscenza del territorio. Con la collaborazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre e l'azienda agricola Terra di Bargona, un gruppo di escursionisti ha potuto effettuare una visita prima in cantina e poi nei vigneti, apprezzando la tecnica dei terrazzamenti dove crescono le vigne che producono il celebre Chaquetrà. La vendemmia sulle coste, i luoghi dell'agricoltura e la via dei santuari, queste alcune tappe del cammino che ha consentito di ammirare luoghi come ad esempio Montenero, dove è visitabile un sito religioso e votivo molto ben conservato che racconta anche la storia e la vicinanza al mare delle comunità locali. E sarà il tema civiltà a fare da filo conduttore all'edizione del 2019 del Festival della Comunicazione, in programma da giovedì 12 a domenica 15 settembre a Camogli. In attesa della sesta edizione, bilancio più che positivo per quella che si è appena conclusa. Vediamo. Oltre 35.000 presenze nei 4 giorni di apertura. Con questi numeri da record ha chiuso la quinta edizione del Festival della Comunicazione di Camogli. In soli 5 anni il festival è diventato un appuntamento imperdibile nel panorama culturale italiano. Un punto di incontro annuale per i protagonisti, quest'anno 111, della comunicazione, dell'informazione, delle imprese e dello spettacolo. Un pubblico appassionato e incuriosito ha affollato le location teatro dei 78 incontri in programma e le piazze attrezzate con i maxi schermi per le dirette streaming. Conferenze, dialoghi, conversazioni a più voci che hanno offerto chiavi di interpretazione multidisciplinare sui temi più caldi della contemporaneità. Dalla Lezio di Renzo Piano al premio Comunicazione ad Alessandro Barbero, tutti i relatori hanno interpretato il tema visioni con una lettura multiforme della realtà presente, passata e futura, esplorando le ricadute nell'economia, nella società, nella lingua e nella quotidianità. E non potevano mancare anche un approfondimento sulle tecnologie del futuro e le sfide che queste portano con sé. Sulla dimensione etica dell'innovazione tecnologica, quando se ne parla penso sempre a quello che è successo in passato, e cioè l'idea che insomma l'informazione ha sempre e la propaganda sono sempre esistite. Non è sicuramente un'invenzione di internet o comunque una novità dell'era del digitale. Sempre chi deteneva il potere ha cercato di influenzare le masse. Fortunatamente oggi non lo fa con la forza come succedeva in passato in molti luoghi del mondo. Oggi i cittadini e le persone hanno la possibilità di difendersi approfondendo l'informazione, quindi da questo punto di vista credo che c'è un notevole passo in avanti. L'influenza e quelle che vengono sempre dette fake news credo che non siano nate con internet. Basti pensare che oggi c'è ancora qualcuno che pensa che non siamo andati sulla Luna e non è una fake news dell'epoca della rete. Adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Vediamo. Appuntamenti in agenda per mercoledì 12 settembre. Prosegue la mostra Alterniamoci Così, dedicata ai progetti di alternanza scuola-lavoro dei ragazzi delle superiori al Museo Archeologico di Chiavari, visitabile dal martedì al sabato dalle 9 alle 14 nei locali di via Costaguta. La 50ª mostra dell'Associazione Culturale Il Bandolo continua ad essere visitabile nei locali del Laboratorio Casoni, in piazza San Giovanni a Chiavari, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Come ogni mercoledì è possibile visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra, in piazza Nostra Signora dell'Orto, dalle 10 alle 12.
A partire dalle 16, in piazza Boa a Sestri Levante, sarà allestito il mercatino della creatività, le mani come strumenti. E infine, alle 21, al Teatro delle Clarisse di Rapallo andrà in scena la replica dello spettacolo Il Drago, a cura della compagnia teatrale Il Portico di Salomone. Lo sport, adesso è arrivata la decisione del collegio di garanzia del CONI sulla Serie B. Il prossimo campionato di Serie B sarà a 19 squadre. La conferma arriva dal presidente Franco Frattini, che annuncia anche ribadisce il suo dissenso in merito a questa decisione. La Serie B resta a 19 squadre, ma io ho votato contro, così Franco Frattini, presidente del collegio di garanzia dello sport. È in corso di pubblicazione la sentenza, ha spiegato Frattini, leggiamo la sua dichiarazione sul sito di ANSA. Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2 con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Il campionato continua così a 19 squadre, vengono meno quindi i desideri di ripescaggio da parte di 6 squadre retrocesse in Lega Pro, in Serie C, e tra cui anche la Virtus Entella. Sarà ancora un fine settimana all'insegna dello sport a Rapallo. C'è grande attesa per il ritorno del Keeper Battle Junior, la battaglia dei portieri riservata ai ragazzi nati tra il 2003 e il 2008, organizzato in collaborazione con il Comune di Rapallo e la Polisportiva Santa Maria. L'appuntamento è per sabato 15 settembre al campo sportivo Macera. Dal calcio si passa al mondo della vela con la regata Barz Bash, che domenica 16 settembre animerà lo specchio acqueo antistante Golfo Marconi. La veleggiata è aperta a tutte le imbarcazioni a vela e si svolgerà in contemporanea mondiale per partecipare al Guinness dei primati. Nell'occasione verranno raccolte anche offerte per le persone sfollate colpite dal ponte Morandi. Spazio sociale con l'ipoterapia invece rivolta ai piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini di Genova affetti da diabete tipo 1. Da oggi fino a domenica 16 il centro ippico Horse Club di Santa Maria del Campo organizza una settimana di attività ludico-ricreative e di cura dei cavalli riservati ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni. Infine è rivolto a grandi e piccine fatti di vita, primo memorial Franco Orio, che Parco Cuneo di via Trescalini, siamo nel quartiere di Sant'Anna, ospiterà domenica 16 settembre a partire dalle 9:30. E con questa notizia di appuntamenti sportivi si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace. Insieme a Marco Revello alle 12:45 la prima edizione del TG13. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.